Pagina 96, una teoria. La mia teoria è che nell'agire sociale che caratterizza i partecipanti a quelle manifestazioni collettive che hanno luogo nella sfera pubblica, la quale essi stessi contribuiscono a costruire, vi sia una condivisione di emozioni coscienti che veicolano un senso e un significato. A differenza di quanto teorizzato tra gli altri da Weber in Economia e Società, quando scrive che tutte le forme di agire affettivo nell'ambito dell'analisi scientifica tesa alla creazione di tipi ideali sono sempre posposte all'agire razionale rispetto allo scopo e quindi alla razionalità strumentale e devono essere considerate come deviazioni di un corso costruito in maniera puramente razionale rispetto a uno scopo. In questi eventi contemporanei si scorge un soggetto che agisce sia in modo logico che affettivo, ossia intellettualmente e vitalmente coinvolto. In termini hegeliani potremmo dire che egli mostra l'apertura del suo esserci al mondo. Ecco perché definisco le sue emozioni coscienti. Vi è volontà di provarle e in seguito raccontarle e ancora condividerle, e su di esse e con esse dialogare con gli altri soggetti con cui interagire nelle pratiche di vita quotidiana. Adesso leggo quello che ho scritto piccolino. L'uomo non solo vive, prova, ma con gusto o disgusto assapora il piacere e il dolore provati. Il senso di un'esperienza non sta nel mero sentire, ma nell'assaporare come il proprio sentire. Non nel mero sentire, ma nell'assaporare il dolore o il piacere, nel suscitarsi di un senso di vita, si sviluppa la soggettività. Il termine sapore deve proprio sapere che vuol dire aver sapore, ma sentire il sapore. Leggo quello grande. Ci troviamo così di fronte a un nuovo soggetto che scopre la sua identità nell'azione sociale, nel confronto tra le sue emozioni e quelle degli altri partecipanti, così come nel raffronto tra strategie discorsive differenti, tese però al raggiungimento del medesimo obiettivo, la tutela di un interesse collettivo. È un soggetto che, al fine di restare nella sfera pubblica e in essa agire e discutere, necessita di quel puro riconoscimento di hegeliana memoria, secondo il quale colui che diede il riconoscimento non può ottenerlo senza a sua volta riconoscere l'altro membro della interazione. È esattamente questo uno dei pregi della sfera pubblica, che dona valore e spessore al partecipante al discorso anche perché è detenente diritto di essere riconosciuti e dovere di riconoscimento. Il tutto nella creazione di un ambiente di rispetto reciproco stima, per mutuare un'espressione che caratterizza la teoria del riconoscimento onnetiana. E tale sentimento di stima, come insegna Honneth, è fondamentale per costruire quella solidarietà intersoggettiva che mi sembra rappresentare nella sfera pubblica il veicolo per la messa a punto della strategia migliore, al fine di tutelare un interesse esistenziale comune, nel senso che va a toccare le singole esistenze individuali. Lo schema che si potrebbe utilizzare per riassumere diversi passaggi è il seguente: processo di socializzazione, quindi riconoscimento reciproco, quindi creazione del sentimento di rispetto e stima, quindi solidarietà che rafforza il gruppo e permette di perfezionare la strategia da mettere in atto. Usando una terminologia fenomenologica possiamo affermare che l'homo sensiens contemporaneo si ritrova nelle cose del mondo, ossia nell'azione, nella pratica, nello scontro-confronto con la sfera pubblica, che la sfera pubblica genera e favorisce. È un soggetto che percepisce le proprie emozioni, ma non si lascia trasportare da esse, le maneggia, le modella, le butta nell'agone della sfera pubblica, le mette a confronto con quelle degli altri partecipanti, le utilizza come modello per un'azione razionale. È vivendo nel mondo che il soggetto si riprende il mondo, attraverso il connubio emozione e razionalità che diventa motore di azione. È attraverso il confronto obbligatorio che avviene nella sfera pubblica che il soggetto può mettere in discussione una pratica sociale data per scontata e riappropriarsi di un contesto, di un'azione riscoprendoli e scoprendosi altro da sé. Il tutto rientra nel processo di formazione che non può mai abbandonare l'individuo. Attraverso l'azione collettiva egli si identifica con gli altri, si confronta e nello stesso tempo procede a una individuazione di se stesso. Un processo di riconoscimento che sembrava essersi interrotto, chiuso tra il mondo domestico oppure travolto da maschere sociali celanti forme di indifferenza e ostilità nei confronti degli altri e del mondo della sfera pubblica. In tal senso rivestono incredibile autorità le parole che Heidegger scrisse quasi un secolo fa. Ecco le parole. Noi diciamo che l'esserci non ha innanzitutto bisogno di un volgersi indietro a se stesso, ma trova se stesso, mai altrimenti che nelle cose stesse. Ognuno è ciò che egli stesso coltiva e cura. Besorget. Quotidianamente si intendono sé e la propria esistenza da ciò che si coltiva e a cui si attende. Ma è nell'immediato, nel appassionato, essere
spersi nel mondo, che dalle cose viene riflesso il sé proprio dell'esserci. Mi permetto di aggiornare Heidegger soltanto nella prima parte della sua analisi, perché in particolare si riferisce alla dinamica delle sfere pubbliche analizzate e anche portandosi indietro, analizzando le azioni messe in atto precedentemente, lo stato dell'arte, la situazione in cui ci si trova, che il soggetto contemporaneo trova forza, stimoli e intelligenza strategica per continuare ad agire e per raggiungere un obiettivo. Le cose di cui parla Heidegger rappresentano, dalla prospettiva sociologica, anche quei discorsi e quelle caratteristiche dei contesti che aiutano a costruire un'opinione ragionata di ciò che sta accadendo, di cosa è stato fatto fino ad ora e di come procedere, in termini di sfera pubblica e prendendosi cura delle cose che ci circondano, che possiamo avere cura anche di noi, del nostro essere nel mondo e dei nostri rapporti con gli altri. Una cura nei confronti dell'esistenza sociale, la quale, per forza di cose, non può che essere in comune, perché viene costruita attraverso le interazioni che si hanno con gli altri e che insieme agli altri va tutelata. I rapporti sociali hanno vita in base a come vengono coltivati. Ciò vale a maggior ragione per quelli che hanno luogo nella sfera pubblica e che quindi non possono essere lasciati alla mercé dei nostri sbalzi morali. Perché se ognuno è ciò che egli stesso coltiva e cura, risulta chiaro come la nostra vita quotidiana sia intessuta di interazioni sociali che, appunto, un giorno dopo l'altro continuiamo a costruire o distruggere. Paragrafo adesso il percorso dell'esistenza. Le verità sociali stanno fuori dal soggetto e questo è il significato proprio dell'esistenza, che vuol dire appunto star fuori in vista delle verità dell'essere. Il soggetto umano, limitato per natura, non può che cercare i significati della vita nella indeterminatezza dell'esistenza stessa, che, per quanto imperscrutabile, è tuttavia soggetta a pratiche di costruzione e modellamento. In tal senso la nostra esistenza, il nostro stare dentro e fuori, è caratterizzata, a mio parere, da due processi complementari che tendono a nutrirsi l'un l'altro. La cura per le nostre cose, possedimenti materiali e simbolici, persone, idee, l'attesa per il futuro. Quest'ultimo, tuttavia, può essere attiva o passiva. Mentre il secondo caso è ben riassunto dall'immagine dantesca degli ignavi relegati nell'inferno, nel primo caso rientrano le azioni dei soggetti che ho descritto nel precedente capitolo. Nel loro esempio il futuro non è atteso senza speranza, bensì viene anticipato attraverso la messa in atto di azioni sociali orientate adesso, pur se viventi nel presente. Ciò che sappiamo è che tra il futuro e il presente vi è circolarità. Il presente produce il futuro attraverso le azioni che compiamo, attraverso le scelte che man mano riducono il ventaglio delle possibilità davanti a cui stiamo. Ma il futuro, in quanto anticipato nell'immaginazione, produce a sua volta il presente, perché il modo in cui agiamo è determinato dalla nostra anticipazione del futuro e dalla reazione che abbiamo di fronte a questa anticipazione. Usando un termine della fenomenologia, possiamo chiamare i futuri che anticipiamo l'orizzonte di attese presente a ogni momento dato. Nei casi che ho preso ad esempio, l'orizzonte di attese inerente alla vita democratica è in comune, non viene mirato con disincanto e indifferente indugio, bensì costruito attraverso un essere nel mondo, un'attività emozionale e razionale che inevitabilmente modifica sia il momento in cui ci si trova, sia soprattutto quello stesso futuro che si immaginava prima dell'azione. Perché, per quanto la caratteristica di ogni orizzonte è che non possiamo mai toccarlo, raggiungerlo, superarlo, a dispetto di ciò, esso contribuisce alla definizione della situazione in cui siamo. Come puntualizza ancora Jedowski, tale orizzonte non è un insieme di attese necessariamente coerente, può riguardare simultaneamente estensioni temporali differenti ed è tutt'altro che stabile. È diverso per diversi gruppi sociali. A dargli forma intervengono stimoli e opportunità che offre il mondo reale, ma conta la capacità dei soggetti di interpretarli. Nel caso della discarica di Celico, ad esempio, risulta evidente come tale ipotesi venga confermata. L'azione caparbia dei cittadini, si nota la circolarità tra le due dimensioni, va a preparare un altro futuro che cancella quello che ci sarebbe stato nel caso della mancata azione. Ciò che facciamo dipende infatti in gran parte proprio dalle nostre anticipazioni. Agiamo per conseguire ciò che riteniamo possibile, per evitare ciò che riteniamo indesiderabile e così via. Le rappresentazioni che coltiviamo a proposito del nostro futuro hanno effetti performativi. Ma il punto è importante anche perché dimostra come 1. L'indifferenza alla politica e alla partecipazione civica, che soltanto pochissimi anni fa sembrava caratterizzare la popolazione italiana e quella meridionale in particolare, non è così diffusa. Anzi, verrebbe da pensare che viene forse a volte amplificata dai media, votata da interessi particolaristici che tendono a veicolare un'immagine di cittadino inerte e silenzioso.
2. La democrazia si nutre di discorsi e azioni costruiti socialmente, vive di confronti e scontri, di quelli che definirei fuochi emozionali, intorno ai quali i cittadini praticano le virtù civiche e costruiscono sfere pubbliche. Articolando i discorsi per comprendere una questione di interesse collettivo e trovare soluzioni ai problemi legati ad essa, i soggetti divengono coscienti delle proprie emozioni individuali. 3. Corollario a quest'ultimo punto vi è il fatto che nessun futuro che riguarda la vita sociale è già scritto, proprio perché quest'ultima è in grandissima parte una costruzione sociale, ossia frutto delle azioni, delle convinzioni, degli accordi che gli attori sociali decidono di o si trovano costretti a mettere in atto. Pagina 102, nuovo paragrafo, la realtà sociale tra resistenza e possibilità. Nella sfera pubblica si costruisce anche realtà sociale, sia quella del presente che quella del futuro. Essa è quindi luogo di confronto, di interpretazione delle cose del mondo, ma soprattutto di azione collettiva. Possibilità di creazione di un futuro diverso da quello pensato e predisposto da altri soggetti, istituzionali e non. Le scienze sociali hanno insegnato che la realtà è, in gran parte, frutto di una costruzione sociale perché è basata su abitudini, routine e istituzioni. Ci vuol dire che tali abitudini le posizioni indicano possono essere modificate dall'agire sociale dell'individuo. Va da sé che tale operazione può risultare gargantuesca se consideriamo il rapporto uno-molti, nel senso che ad esempio difficilmente potrò convincere da solo i politici e gli amministratori della regione Calabria a non utilizzare la discarica di Celico, ma la situazione è molto diversa se l'interazione tra le istituzioni in questione o con i soggetti viene costruita collettivamente attraverso un percorso creato nella sfera pubblica, quello che ho evidenziato nel capitolo prima. Tuttavia, sottolineare il rapporto che la sfera pubblica crea con la realtà quotidiana nella quale viviamo e la possibilità che abbiamo di modificarla. Questo perché la realtà sociale è sempre ambivalente quando riguarda la nostra azione, nel senso che vivono sempre nella nostra vita quotidiana due livelli o regimi di realtà. Quello che è, cioè il presente o la realtà così come ci appare, e quello che potrebbe essere il presente futuro o la realtà che è possibile costruire. L'ambivalenza della realtà sociale è così riassunta. Da una parte essa è ciò che resiste al nostro agire, è la nostra volontà, ciò contro cui andiamo a sbattere e che siamo quindi costretti a tenere in considerazione e a rispettare, pena di essere oggetto di molte punizioni, etichettamenti. Dobbiamo fare i conti, non possiamo farla sparire. Ad esempio, se domenica mattina a Torino mi reco all'ufficio postale perché ho intenzione di pagare il bollettino, dovrò fare i conti con la chiusura dello stesso ufficio perché è giorno di festa. Andrò a sbattere contro la regola sociale, creata da uomini, non certo modificabile in breve tempo attraverso la mia solitaria azione sociale. Se provassi a forzare la serratura dell'ufficio verrei filmato dalle telecamere di sorveglianza e denunciato. Quando anche riuscissi ad entrare non potrei azionare il software. Assumo è reale la decisione di mia moglie di lasciarmi se ricevo una missiva da un avvocato con richiesta di separazione e ha effetti reali sulla mia vita quotidiana, ma in questo caso potrei provare a convincerla, essendo un rapporto uno a uno, e cercare così di modificare quella realtà che lei ha iniziato a istituzionalizzare. Per quanto in entrambi i casi proverei probabilmente emozioni negative, nel secondo avrei qualche margine di manovra per modificare in parte la realtà sociale nella quale mi sono trovato, ma tuttavia sarò comunque costretto a sbattere contro la missiva dell'avvocato, ossia a prendere atto della volontà di mia moglie che anche nel caso del ricongiungimento manterrebbe comunque un peso notevole nella relazione. Dall'altra parte la realtà sociale è possibile, nel senso che lascia spazi di azione e reazione ai soggetti al fine di modificare indicazioni, proposte, addirittura decreti o sentenze, come nei casi analizzati. È qui che la sfera pubblica gioca un ruolo fondamentale perché permette ai soggetti di discutere e organizzarsi, informarsi, agire e prendere coscienza che la questione di interesse collettivo può essere modificata. E questo è il caso ad esempio della scarica di Celico, che in realtà sia possibile vuol dire che gli individui detengono il grande potere di un agire sociale che comporta una produzione sociale. Orientando il loro agire negli svariati sentieri possibili, possono di certo influenzare le piccole interazioni della vita quotidiana. Con l'utilizzo della sfera pubblica, tale potere aumenta esponenzialmente perché permette a un gruppo di individui che agiscono tramite emozioni e ragione di interagire a livelli sociali più profondi e persino di arrivare a modificare le strutture stesse della società. In questa prospettiva, il processo di costruzione della realtà è il seguente: rappresentazione della realtà, quindi azione sociale collettiva, quindi produzione di realtà e viceversa. I soggetti maturano, tramite il capitolo culturale posseduto, una rappresentazione della realtà sociale nella quale si trovano
e avendo i mezzi, leadership, retorica e eloquenza, possono convincere altri della fondatezza della loro rappresentazione. A quel punto si può passare a un'azione collettiva, mirante a modificare la realtà sociale presente, ritiro e abrogazione di una legge ad esempio, e quindi a produrre un'altra, presente e futura, ma che va a modificare anche la rappresentazione precedente della realtà. E quanto accaduto negli esempi analizzati prima, Martuchelli riassume così questo triangolo. Le conoscenze costruiscono l'architettura del mondo, le esperienze sperimentano le regole e le loro anomalie. I presupposti figurati, la realtà presupposta, equilibrano senza sosta, le realtà riequilibrano le rappresentazioni del mondo conosciuto e del mondo sperimentato. È all'interno di questo triangolo che bisogna agire tra il rifiuto delle costruzioni delle realtà, che conducono alla cancellazione dell'agire, e la critica legittima all'idea di un limite insuperabile. Che fare? Rassegnarsi in nome della realtà rinunciando alla volontà, o agire in nome della volontà contro gli immaginari della realtà? È la grande scommessa dell'azione. La realtà sarebbe allora un processo senza garanzie e senza confini, in cui bisognerebbe ogni volta fare la parte delle cose tra le costrizioni e le aperture, tra ciò che bisogna accettare per agire e ciò che bisogna mettere in dubbio per trasformare. In tale direzione soggetti e agenti costruiscono sì il proprio futuro, orientando il senso del loro agire in riferimento ai mutevoli orizzonti. Quindi questo è quello che dice qua l'autore, cioè in tale direzione i soggetti agenti costruiscono sì il proprio futuro, orientando il senso del loro agire in riferimento ai mutevoli orizzonti d'attese, ma articolano anche il proprio sé, non soltanto osservandolo o riflettendo su di esso, ma anche attraverso il loro essere nel mondo e nelle cose del mondo. Quell'appassionato esserci di cui parla Heidegger, che negli esempi che ho analizzato utilizza in maniera intelligente la forza delle emozioni. Il sé lo si costruisce attraverso il confronto con l'altro. Pur essendo un essere finito, l'individuo può allargare le sue conoscenze e capacità confrontandosi con gli altri e vivendo situazioni e contesti differenti. Ecco perché l'esistenza è un percorso che parte da uno stato in cui la soggettività è lacunosa, perché poche sono le conoscenze e i capitoli detenuti, e si arricchisce attraverso gli incontri intrapresi dal soggetto. In fondo è proprio quello che avviene all'interno della sfera pubblica, in uno spazio in cui ci si confronta anche duramente, anche passionalmente, e spesso ci si chiarisce. Oppure si arriva a un superamento di hegeliana memoria, che non per forza deve avere il sapore di un compromesso politico. L'accordo che avviene nella sfera pubblica rappresenta di solito la soluzione migliore, non per l'interesse particolaristico dei soggetti coinvolti, ma per il raggiungimento di quell'obiettivo, per la tutela di quell'interesse collettivo per il quale la sfera pubblica si è generata. Nuovo paragrafo. Senso e significato dell'agire nella sfera pubblica. Provo a riassumere e a dare un ordine agli stimoli esposti finora. La partecipazione emozionale e razionale delle migliaia di cittadini che hanno dato vita alle sfere pubbliche elencate sono a mio parere spiegabili attraverso i concetti di senso, Sinn, e significato, Bedeutung, nonché di vissuto, Erlebnis, ed esperienza, Erfahrung. L'uso della terminologia tedesca credo faciliti l'esplicazione della mia teoria. Attraverso l'agire sociale messo in atto dai soggetti nella sfera pubblica, essi vivono vissuti, Erlebnis, in cui percepiscono il senso della loro esistenza. In questo caso le emozioni sono ancora incoscienti o comunque del significato non ancora comprensibile, perché non ancora razionalizzate, non si è riflettuto su di esse. Ciò avviene principalmente grazie alla carica emozionale veicolata da tali esempi di sfera pubblica. Il senso della mia esistenza lo avverto infatti sia confrontandomi a muso duro con esponenti delle forze dell'ordine, al fine di tutelare il territorio dallo sversamento dei rifiuti tossici, sia nella conversazione accesa e appassionata inerente al morbo del precariato e al suicidio di una giovane madre lavoratrice. Sento di essere vivo, di essere nel mondo. Sperso in essa attraverso la condivisione di discorsi ed emozioni, trovo un senso nella mia esistenza. Temporaneo, certo, ma che si trasformerà in futuro in una esperienza, Erfahrung, cui attingere quando mi ritroverò in situazioni simili e dovrò decidere come agire. In altri termini, avrò vissuto delle esperienze da cui potrò trarre dei significati che potranno rivelarsi bussola per orientare il mio futuro. Soltanto vivendo quindi il presente nel presente e in esso agendo posso far sì che il senso del vissuto del momento divengano significato ed esperienza nel presente e anticipazione e costruzione del futuro. Che le emozioni nell'Ichtinunk generino razionalità e strategie domani.
che divengano coscienti, ossia che io prenda coscienza sulle loro potenzialità e sulle modalità di utilizzo che detengo in quanto essere razionale. Il vissuto crea e dona senso al momento, ma anche esperienze significative nel futuro. Dona significati alle emozioni vissute nel mentre. Ecco perché di Donato Bergamini hanno iniziato a parlare centinaia di persone ed è stato possibile mettere in atto diverse forme di sensibilizzazione dell'opinione pubblica fino ad arrivare alla riapertura del processo. I primi ragazzi che si riuniscono nel caffè vivono relazioni partecipative e fusionali ben più che analitiche e oggettivanti. Essi trovano un senso ai loro incontri attraverso la condivisione dei racconti e memorie sul calciatore, le canzoni, immagini e video, incontri che saranno generatori di intenzionalità. Il senso viene in seguito articolato in una serie di significati col trascorrere degli incontri e con la partecipazione alle sfere pubbliche, faccia a faccia e immediate, che generano a loro volta azioni sociali collettive, tese al raggiungimento di diversi obiettivi simili tra loro, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, aiuto alla famiglia, scoperta della verità sul caso specifico. In quest'ottica, la condivisione delle emozioni, sentire qualcosa insieme individualmente, rappresenta quel senso, quella significatività che genererà quell'energia da cui i significati trarranno il loro potere di significazione. Siamo di fronte a un'esperienza emozionale e razionale, un attraversamento di un evento che viene prima provato sulla propria pelle e sul quale in seguito si riflette. Un percorso esperienziale che caratterizza un po' tutti i partecipanti agli incontri. Il caso Bergamini, quello del momento I, la scarica, la manifestazione contro la 'ndrangheta, tutti si somigliano. Fare esperienza di un evento vuol dire passarci attraverso, provare le emozioni connesse a quel vissuto e conseguentemente riflettere per donare un significato a quell'esperienza. È esattamente l'effarung che caratterizza alcune azioni messe in atto dai soggetti partecipanti nel caso Bergamino. È un viaggio che si compie attraverso le sfere pubbliche costruitesi, così l'effarung può rappresentare il culmine di questo processo di presa di contatto con le cose. Quel giacere in esse è caratterizzato da una intelligente emozionalità che ha donato loro significati, nonché ulteriori spinte all'agire. Grazie ai vissuti emozionali, individuali e collettivi, si hanno rappresentazione di fatti, eventi, cose, appunto, che producono esperienze e donano significati proprio a quei vissuti emozionali che andranno a cristallizzarsi in ulteriori rappresentazioni. L'emozione diventa intelligente perché vi si riesce a donare significati. E in questo processo la sfera pubblica gioca un ruolo precipuo, perché il discorso è esattamente lo spazio dei significati, il luogo in cui essi vengono modellati, la maglia all'interno della quale si intersecano, prendono corpo e svolgono le loro funzioni. Ancora in termini fenomenologici, dopo aver provato il vissuto e assaporato emozionalmente il senso dell'azione nel momento, da esso bisogna far emergere l'oggettività ideale che ne rappresenta la portata, generare nuovi significati e eventualmente svegliare quelli dormienti. Se ciò avviene nella sfera pubblica è perché è grazie ad essa che possiamo costruire, decostruire, condividere e confrontare discorsi, emozioni e argomentazioni. Possiamo condividere l'intimità e costruire futuri. Fine.